il professore chef Antonio Canella ci presenterà con l'assistente il dessert. Volevo ringraziare anche l'altro professore di sala, Mirko Roccati. Grazie, un applauso alla scuola. Dunque siamo a fine serata, prepariamo un dolce finale, Istituto Alberghiero di Ferrara. Abbiamo pensato di prepararvi, visto anche il periodo invernale delle festività, una mousse di cioccolato al Grand Marnier servita con delle amarene e una passatina di cacchi nel piatto. Dunque andiamo a procedere alla definizione del piatto. Andiamo a montare la panna fresca che il nostro ragazzo, qua rappresentante dell'istituto, frequentate una quinta dell'ultimo anno praticamente. Facciamo una fusione di cioccolato Calebo al 55%, lo rendiamo maleabile, liquido, aggiungiamo una percentuale di granadier all'interno del cioccolato. Questo è un dolce molto rapido, veloce, a dispetto dei miei colleghi precedenti che hanno creato quasi un filmino di precedenza. Sono molto breve. Ecco, l'unico aspetto è la temperatura del cioccolato, che non deve essere molto invasivo, altrimenti andremo a smontare la panna. L'abbiamo già realizzato come fusione in modo conveniente. È posto? Mettimi un po' dentro, scusa. Posto? Ecco, abbiamo la mantecatura della mousse. Basta un attimo. Andiamo a legare i due ingredienti, panna fresca e cioccolato aromatizzato. Siamo nella fase praticamente finale. Siamo. Ecco. Adesso vedi qua che dietro del cioccolato. Ci gira come la frusta. Eccoci, andiamo a guarnire il piatto con la passatina di cachi. La nostra mousse al cioccolato appena amalgamata. 2 amarene con relativo siroppo, una fogliolina di menta e il piatto è pronto per essere servito. Colgo l'occasione per portare i saluti della nostra preside, del Cavalier Bruni, che è ambasciatore del nostro istituto, che è presente di fronte a noi. La preside ringrazia tutti gli intervenuti, non poteva essere presente questa sera, però è come se lo fosse in persona. Io faccio da ambasciatore per l'istituto. Grazie. Grazie al professore Antonio Canella, ringrazio ancora anche il professore di sala Mirko Roccati.